Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi il TG va in onda senza titoli, come avete visto abbiamo dedicato la copertina al nostro Gerry Butera. Ieri un altro giorno triste, quello del funerale. All'ultimo saluto era presente una vera moltitudine di amici che lo hanno accompagnato all'ultima dimora. Una chiesa gremita ha testimoniato un grande affetto, un uomo che è stato amato e stimato. Amici venuti da ogni parte d'Italia, l'amministrazione comunale di Porto Empedocle rappresentata dall'assessore Calogero Conigliaro, colleghi giornalisti, una folla davvero immensa. Tutti visibilmente commossi hanno ascoltato i messaggi di saluto del comune di Porto Empedocle, della collega Margherita Trupiano, del nipote Flavio Comignano, poi applausi e le note della sua ultima canzone, Amor is Love. Grazie Gerry, arrivederci. Esplode una fabbrica di fuochi d'artificio nel Messinese, il bilancio è di 5 morti e 2 feriti, è successo a Barcellona Pozzo di Gotto, c'è il servizio. Prima un forte boato, poi un altro scoppio più potente che è stato avvertito a diverse decine di chilometri di distanza. Si è consumata così, in pochi secondi, ieri pomeriggio, la tragedia sulla fabbrica di fuochi d'artificio nelle campagne di Barcellona Pozzo di Gotto, in contrada Femmina Morta. Una zona fuori dal centro abitato dove vi sono solo poche abitazioni e dove la famiglia Costa aveva deciso di aprire diversi anni addietro una fabbrica per la produzione di fuochi pirotecnici. Oggi della fabbrica restano cenere e detriti. Il dramma più grave è il prezzo in termini di vite umane pagato in pochi secondi, forse per alcune scintille provocate durante una saldatura. A chiarire le cause della tragedia saranno i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, che al momento mantengono il massimo riservo sull'inchiesta. Unico dato certo è il bilancio della strage, 5 morti e 2 feriti gravi. Le vittime sono Venera Mazzeo, 71 anni, la moglie del titolare della fabbrica di fuochi d'artificio, Mohamed Taher Mannai, 39 anni, saldatore tunisino in Italia da 10 anni, Giovanni Testaverde, 34 anni, dipendente della ditta di fuochi pirotecnici, Fortunato Porcino, 36 anni e Vito Mazzeo, di appena 23 anni. Le vittime erano operai di una ditta a cui sarebbe stata commissionata la saldatura di alcuni cancelli di separazione tra i locali presenti nell'area di deposito dei fuochi. L'esplosione si è verificata proprio durante i lavori per mettere in sicurezza il sito. Potrebbero essere state le scintille di una saldatrice a provocare la violenta esplosione ieri pomeriggio nella fabbrica di fuochi d'artificio della famiglia Costa in contrada Cavalieri della frazione Femmina Morta di Barcellona Pozzo di Gotto. Un'esplosione che ha provocato un bilancio pesantissimo, 5 morti e 2 feriti gravi. Tra le vittime Venera Mazzeo, 71 anni, moglie del titolare dell'azienda. Morti nell'esplosione anche 4 operai di una ditta di Barcellona Pozzo di Gotto che stava effettuando dei lavori all'interno della fabbrica. Nell'ospedale di Milazzo sono stati ricoverati ieri sera con gravi ustioni e in gravi condizioni Bartolomeo Costa, 37 anni, figlio del proprietario della fabbrica e un dipendente della ditta esterna che, secondo quanto si apprende, al momento dell'esplosione stava montando delle porte in ferro. Costa, vista la gravità delle ferite riportate nel tentativo di salvare la madre e un operaio, è stato trasferito in elisoccorso al centro Grandi Ustioni del Civico di Palermo. L'incidente si è verificato poco dopo le 16:30. L'esplosione è stata così forte da essere stata sentita nei comuni di Barcellona, Merì, Milazzo e Terme Vigliatore, creando il panico tra la popolazione. Un'esplosione che si è verificata nel deposito delle polveri da sparo della fabbrica e l'onda d'urto avrebbe poi raggiunto anche i laboratori di confezionamento dei fuochi d'artificio. Sul posto si sono portate subito diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato sino a tarda notte per mettere in sicurezza l'aria. Le fiamme, favorite dalla presenza della polvere pirica, hanno continuato ad alimentarsi per ore, distruggendo interamente un vecchio casolare che ospitava la fabbrica di fuochi pirotecnici. Alcune delle vittime sono state rintracciate solo dopo lunghe attività di ricerca. A far luce su quanto accaduto dovrà essere adesso la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha aperto un'inchiesta per strage colposa. La famiglia Costa è molto conosciuta in Sicilia per la sua attività. Da decenni è impegnata nel mondo dei fuochi pirotecnici, ritagliandosi un ruolo di prestigio. Ieri, in pochi secondi, la tragedia che ha sconvolto per sempre la vita di diverse famiglie.
Una tragedia che non ha precedenti nel territorio messinese. Al lavoro per cercare di risalire alle cause dell'esplosione anche i carabinieri del RIS di Messina, che stanno lavorando con l'obiettivo di raccogliere più elementi possibili finalizzati a fare chiarezza sull'esplosione. Un ruolo decisivo potrebbe giungere anche dall'impianto di videosorveglianza presente all'interno della grande area che ospita la fabbrica, in pochi secondi cancellata dall'esplosione terrificante. Una vera e propria apocalisse in un tiepido pomeriggio di novembre. Come detto, sono 5 i morti, trovati dopo ore di estenuanti ricerche tra i detriti provocati dalla violenta esplosione. Per ore, nel pomeriggio di ieri, è andato avanti il balletto delle cifre sulle vittime e sui dispersi. In serata un uomo era stato trovato vivo sotto le macerie, una gioia però durata pochi minuti perché poco dopo l'uomo è morto in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate. Licata proprio nel 2016, quando la città vide una vera e propria catastrofe, è rimasta ancora sommersa dall'acqua. Sopralluogo del presidente della regione Nello Musumeci, ma anche il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, tra le tappe siciliane da visitare, ha inserito Licata. I dettagli nel servizio. La città di Licata prova a rialzarsi dopo l'ennesimo nubifragio che ha causato danni agli esercizi commerciali di piazza Gondar, via Nazario Sauro e ai cittadini che abitano nella zona della Playa Fondachello. Ieri sera a Licata è arrivato il presidente della regione Nello Musumeci per incontrare il sindaco Pino Galanti e fare il punto sulla situazione in modo da poter attivare i progetti per la mitigazione del rischio. Intanto per rendermi conto personalmente, accompagnato dai vertici della Protezione Civile regionale e del Genio Civile regionale, per rendermi conto della consistenza dei luoghi, della situazione complessiva che si è determinata dopo le calamità dei giorni scorsi, ma anche per recuperare con il Comune di Licata, come facciamo da diversi mesi ormai, una linea operativa che serva finalmente, dopo 80 anni, a mettere al sicuro una parte del centro urbano della città che in passato è stata interessata da pesanti e devastanti alluvioni da parte del fiume Sarso. Abbiamo capito che non è solo un problema legato al fiume, che in queste ultime ore non c'entra assolutamente niente, ma qui c'è un problema di rete fognaria, in alcuni quartieri non c'è, in alcuni quartieri le acque bianche e le acque nere camminano nella stessa condotta, e in alcuni quartieri addirittura alcune condotte sono state a suo tempo chiuse, ostruite senza ulteriore sbocco. C'è da lavorare a monte della foce del Sarso per frenare la quantità di acqua in caso di piogge abbondanti. C'è da spendere qualche decina di milioni di euro. La Regione già ha dato incarico ad uno docente universitario per uno studio idraulico nella parte che interessa la contiguità fra il fiume Sarso e il centro abitato, e quindi ci rivedremo nei prossimi giorni per capire da dove bisogna partire con un progetto definitivo. Certo, se fosse stato fatto 10 anni fa, 20 anni fa, oggi Eppure 3 anni fa non parleremo di questo. Era stato dato l'annuncio di 50 milioni di euro in arrivo dalla Protezione Civile Nazionale ed sono passati 3 anni. 3 anni nella pubblica amministrazione sono già un secolo. 3 anni fa io facevo altre cose nella vita e certamente se fosse stato iniziato questo percorso 3 anni fa, oggi saremmo già col cantiere aperto. Se fosse stato avviato 10 anni fa lo avremmo già inaugurato. Se fosse stato avviato 30 anni fa avremmo evitato tante alluvioni e come vedete invece siamo qui a recuperare tantissimo tempo e terreno perduto. Però nel frattempo la Regione, almeno sotto la mia presidenza, in questi primi 2 anni ha lavorato. Lo scorso anno abbiamo finanziato e realizzato 3 interventi sul fiume Sarso, uno addirittura per liberare la foce del fiume. Lo stiamo facendo in questo momento in 74 fiumi in Sicilia, non accadeva da 40 anni,
perché la tutela del territorio la consideriamo una priorità assoluta. Sabato è attesa la visita del ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio. Intanto gran lavoro del gruppo comunale di protezione civile, che è stato collaborato anche da quello della vicina Canicattì, ha limitato i disagi patiti da molti licatesi colpiti dalla bomba d'acqua mentre si recavano al lavoro e costretti a scendere dalle auto per evitare di essere trascinati dalla piena. La macchina dei soccorsi ha funzionato bene e non si sono registrate vittime. Gli interventi dell'emergenza li abbiamo già messi tutti in atto, tant'è che la città sta respirando un poco, ci sono solo piccole zone, cioè zone molto circoscritte con dell'acqua che entro domani sicuramente saranno liberati perché già sono tutte sotto controllo. Ogni volta che c'è l'emergenza ci sono uomini che lavorano per sin da fortuna, subito. Qualcuno dice che ci sono stati ritardi? Ma assolutamente no, sì, la protezione civile è stata attivata prima ancora che iniziasse il temporale perché sono molto attenti, anche se l'allerta era gialla, loro erano già all'opera e io poi sono stato con loro dalle 8 del mattino. Abbiamo tirato fuori mezzi, amici e conoscenze per mettere in sicurezza tutta Licata, dalla statale che era invasa da fanchiglie, acqua e quant'altro, alla playa, a tutte le zone delicate. Certo, laddove i quantitativi d'acqua necessitavano di idrovere di una certa potenza noi non l'avevamo. Con tutto ciò sono intervenuti anche con mezzi da Agrigento, sono intervenuti quelli della protezione civile di Canicattì, perché no? Ed erano pronti ad intervenire tutti e devo dire che alcuni cittadini di Licata sono intervenuti anche sotto una mia garanzia che sarei intervenuto io con i miei soldi a pagare gli interventi, hanno portato le pale meccaniche, hanno disostruito certi canaloni che erano tutti bloccati e ci siamo dati verso. Una cosa importante, il Presidente della Regione, lei sì. Oggi si sente di dire che le istituzioni comunque sono vicine? Le istituzioni stanno partecipando tutti perché Licata finalmente abbia qualcosa di concreto, perché Licata non abbia messo le toppe come ogni anno e ogni anno poi siamo sempre punti a capo. Dobbiamo fare qualcosa di definitivo, qualcosa di risolutivo. Il Presidente della Regione è una persona che fin da subito ha dimostrato e sono sicuro che manterrà i suoi impegni, ma anche altri politici interverranno e faranno mantenere gli impegni assunti da tutti gli amministratori regionali. È stata rinviata la riunione della CNA con i commercianti ricatesi che hanno subito danni a causa del maltempo. Tari, in Sicilia le tariffe più alte d'Italia, il Far West rifiuti lo pagano i cittadini. Appalti a vuoto, impianti non realizzati, differenziata, il ritardo, l'inefficienza delle amministrazioni fa aumentare le tasse. Lello Casesa. La Sicilia è la regione con la tassa sullo smaltimento dei rifiuti più alta in Italia ed i siciliani naturalmente pagano il conto al proprio comune di residenza. Meglio di così, la Sicilia è seconda solamente alla Campania ed infatti gli abitanti di 5 capoluoghi dell'isola sono nella classifica nazionale più tartassati in assoluto. I siciliani pagano il conto di gare sui rifiuti che vanno deserte. Vi sono, ad esempio, 260 stazioni appaltanti che fanno gare e minigare per il servizio dei rifiuti senza alcun controllo, un costo salatissimo causato dalla mancanza di programmazione degli impianti con discarica a dismisura. Cittadinanza Attiva ha pubblicato il dossier sulla Tari in Italia, la città nella quale si paga di più in media per una casa di 100 metri quadrati e 3 componenti è Catania, con 504 euro. Seguono Cagliari e Trapani. Nella classifica in Sicilia tra le peggiori ci sono poi, oltre Catania e Trapani, anche Siracusa, una media di 442 euro, Agrigento 425 e Messina 419. La Sicilia ha una spesa media pari a 394 euro, la Lombardia una media di 241, il Veneto, ad esempio, 234. È chiaro che meno raccolta differenziata si fa, più sono alti i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Anche se la Sicilia paga un prezzo elevato per altri motivi, in sostanza la Sicilia non può mandare fuori i rifiuti se non a costi notevolmente superiori a quelli affrontati da altre regioni. Questo handicap avrebbe dovuto essere affrontato non adesso, ma negli ultimi 20 anni nella programmazione degli interventi.
La Sicilia è l'unica regione che consente anche a singoli comuni di bandire gare in proprio, senza alcuna economia di scala e senza alcun collegamento con l'impiantistica per lo smaltimento. Chi paga il conto di tutto questo? Sempre e solo i siciliani. Matteo Messina Denaro nascosto nella cantina di un palermitano in Veneto. La clamorosa rivelazione sul ricercato numero 1 in Italia arriva da un collaboratore di giustizia. I particolari nel servizio. Matteo Messina Denaro, il potente boss latitante della mafia, da ben 26 anni avrebbe trovato riparo in Veneto, a Campo di Pietra di Salgareda, nel Trevigiano, per essere più precisi, in una cantina di un edificio di colore giallo ospitato da un siciliano. Si tratta di Vincenzo Centineo. Il particolare emerge dalla montagna di carte dell'inchiesta sull'infiltrazione della camorra casalese ad Eraclea, nel veneziano, e a rivelarlo è il collaboratore di giustizia Emanuele Merenda, siciliano di Patti, nel messinese, che nell'organizzazione, il cui vertice era rappresentato da Luciano Donadio, svolgeva il riscossore del pizzo agli imprenditori. Centineo mi ha anche detto che ha ospitato Matteo Messina Denaro per 4-5 giorni a Campo di Pietra, la facciata di colore giallo. Ecco cosa ha fatto mettere a verbale Merenda. Il colloquio con i PM veneziani verteva su un altro soggetto. In realtà mirava infatti a delineare la figura di un uomo coinvolto nell'inchiesta sui casalesi ad Eraclea. Si tratta di Vincenzo Centineo, siciliano di Gangi, in provincia di Palermo, che era appunto in stretto contatto con Luciano Donadio, il presunto boss della Falange casalese in Veneto, con il quale si spartiva i proventi del pizzo agli imprenditori e dei prestiti con tassi da usura. È lui il punto di connessione di questa vicenda che, se confermata, potrebbe aprire scenari investigativi rilevanti. Affermazioni che hanno fatto scattare il campanello di allarme degli investigatori. Sono in corso infatti verifiche a 360 gradi, coinvolgendo anche altri uffici investigativi per verificare l'attendibilità del collaboratore di giustizia. Il ricercato numero 1 in Italia, il boss mafioso Matteo Messina Denaro, dunque potrebbe essersi nascosto per diversi giorni in Veneto, all'interno di quell'abitazione di Salgareda, piccolo comune in provincia di Treviso. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Oggi è la giornata nazionale dell'albero. Agronomi e forestali insieme al Comune di Agrigento stamani per un'iniziativa a Fontanelle. Sara Gallo. In occasione della Giornata Nazionale dell'Albero, stamani sono stati piantati giovani arbusti in piazza Fontanelle, su iniziativa del Comune di Agrigento e dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, in collaborazione dei ragazzi della Trinacria. Era fondamentale per noi partecipare, anche perché gli alberi sono il futuro. Oggi è vero che abbiamo piantato simbolicamente un piccolo carrubo, ma che avrà un grande futuro. Ieri tutta l'area è stata già interessata da diverse piantumazioni, perché abbiamo inserito la ginestra e gli olivastri, che sono piante autoctone, quindi si inseriscono perfettamente nel nostro ambiente urbano. C'è anche da dire che la città d'Agrigento ha un elevato numero di alberi, tant'è che dalle ultime indagini abbiamo 107 alberi per ogni 100 abitanti. Le specie impiantate sono delle specie mediterranee, sono carrubo, olivo e ginestra. La scelta è stata appunto mirata perché appunto queste sono delle specie ricchissime. Oltre a essere molto belle dal punto di vista ornamentale, sono delle specie tipo l'olivo, una pianta che è ricchissima di storia, una ricca di sacralità, ma il carrubo, che oltre ad essere bella, praticamente educhiamo anche i bimbi, perché il carrubo può essere utilizzato sia per l'alimentazione umana che per l'alimentazione insomma zootecnica, e il ginestro dal punto di vista ornamentale è una bellissima pianta, quindi dobbiamo continuare appunto perseguendo l'obiettivo di una pianta ogni nato, quindi tutti i comuni dovrebbero raggiungere questo obiettivo affinché insomma le piante possano migliorare l'ambiente in cui viviamo. Abbiamo lavorato quest'estate duramente anche sotto il sole per scerbare tutta la villa. Siamo veramente felici perché una villa così grande con solo 1 o 2 alberi era improponibile. Ora possiamo festeggiare perché abbiamo veramente cambiato un piccolo pezzo della nostra città. Noi siamo felici di questi risultati perché
svolgiamo tantissime attività, non solo queste di piantumazione, ma ripuliamo anche la città per sensibilizzare appunto le persone ad avere maggior cura di dove vivono e anche dei posti in cui vengono espletati. Celebrata la giornata dell'albero anche all'Istituto Rita Levi Montalcini, al Plesso Montessori, mentre al Plesso Federico II, al Villaggio Mosè convegno sul tema bullismo, cyberbullismo, gli studenti hanno incontrato il gruppo provinciale sul bullismo coordinato da Stefania Ierna. I particolari con il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi presso l'Istituto Rita Levi Montalcini una giornata dedicata a un interessante dibattito rivolto agli alunni sul bullismo e cyberbullismo, un tema di grandissima attualità con tanti ospiti che relazioneranno in merito. Sì, oggi è una giornata molto particolare, nata dopo un percorso che i ragazzi hanno compiuto con i docenti, un percorso curriculare su questo grave fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Abbiamo qui presente il gruppo provinciale di lavoro sul bullismo la cui referente è la dottoressa Ierna e poi tutti gli altri componenti come la dottoressa Volpe della Questura, il dirigente scolastico Santino Lopresti, la dirigente Ierna, la dirigente Savarino e il dottore Volpe della provincia, quindi c'è tutto questo gruppo che oggi vuole relazionare con i ragazzi, soprattutto dopo il percorso scolastico che gli stessi hanno fatto. È una tematica di estrema importanza, tant'è che proprio lunedì scorso il Parlamento ha prorogato una legge proprio sul bullismo che segue alla legge 17 del 2017 per quanto riguarda questo fenomeno che va tamponato e che assolutamente deve essere attenzionato perché purtroppo per evitare che poi si possano verificare casi drammatici come è successo negli anni di ragazzi che si suicidano. La nostra scuola è molto attenta, noi abbiamo fatto dei questionari sia con i genitori che con i ragazzi, devo dire con piacere e con orgoglio che non abbiamo assolutamente casi del genere all'interno della mia scuola, però non per questo non attenzioniamo questo fenomeno e questo problema che sta diventando sempre più complesso e difficile. Stamattina il gruppo provinciale del bullismo incontra gli studenti della scuola, ma non solo gli studenti, i docenti e i genitori. E penso che proprio il fatto importante sia avere qua presenti diversi genitori. È un fenomeno, il bullismo e il cyberbullismo, molto importante, talvolta viene sottovalutato, però per fortuna è anche sono state emanate delle leggi che danno la possibilità alle scuole di poter affrontare il fenomeno in maniera più forte e sinergica. Noi da diversi anni come gruppo provinciale del bullismo, da più di 10 anni, abbiamo programmato diverse iniziative, tra le quali la somministrazione di questionari per vedere un po' come veniva percepito questo fenomeno, per informare un po', avere noi la consapevolezza di come organizzare e programmare le attività. E sono stati effettuati degli incontri, i soliti incontri che facciamo, il convegno provinciale proprio in occasione della giornata regionale che è stata istituita dall'assessorato regionale della Sicilia, ma soprattutto abbiamo dato ci siamo dati un'organizzazione, quella di andare noi presso le istituzioni scolastiche proprio per incontrare una rappresentanza di alunni assieme ai docenti, ai genitori e al personale anche non docente della scuola. Abbiamo già programmato per tutto l'anno, siamo stati meno di un mese fa, alcune settimane fa a Menfi, oggi siamo a Rita Levi di Montalcini, ringraziamo il preside Luigi Costanza, ragazzi molto attenti, ma lo vediamo ovunque, perché il tema, quello che dice lei del bullismo e cyberbullismo, è un tema oggi molto sentito, addirittura a livello, il Parlamento ha preso in esame la possibilità che i bulli vengano inquadrati, qualora i genitori non vengono inquadrati in quelle situazioni per cui i genitori potrebbero anche perdere la genitorialità. Ecco allora che il tema quindi è serio e all'ordine del giorno. Bene, parlarne secondo me è importante, perché tacerlo invece è nascondere. Noi lo diciamo sempre ai ragazzi, quando c'è un problema di questo tipo la prima cosa da fare è parlarne con l'amica, con l'amico, con l'insegnante con cui hai un buon rapporto, parlarne a casa, parlarne con un adulto, perché io penso che all'inizio il problema può essere risolto, dopo può avere causato anche guasti e danni irrimediabili nei confronti di chi lo subisce. Certo,
c'è chi lo subisce e chi è colui che invece lo attua, lo fa, anche lui è una persona che poi va recuperata e va riportato, diciamo, a quelli che sono i comportamenti delle regole della civiltà e della convivenza civile. Presentata a Casa San Filippo ad Agrigento la quinta edizione del progetto sull'identità siciliana promosso da alcuni anni dall'Ufficio Scolastico Regionale con la costituzione del Centro di Ricerca sulle Tradizioni Popolari Siciliane Valdacragas. Il tema di studio scelto quest'anno è Camilleri e la Sicilia. Il programma coinvolgerà le scuole di Agrigento e per la prima volta anche le scuole della Sicilia, un'occasione didattica culturale per far conoscere agli studenti il patrimonio storico-culturale. Ritorna la campagna di prevenzione dentale al Centro Medico Bellanca di Sciacca. Fino al 30 novembre sarà possibile richiedere un consulto gratuito con il dottor Ciro Fuschino. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Grande successo per la campagna di prevenzione dentale over 50 promossa dal Centro Medico Bellanca di Sciacca. L'iniziativa, lanciata a inizio novembre, ha registrato finora un gran numero di adesioni. L'obiettivo è sensibilizzare i pazienti sull'importanza della corretta igiene orale per prevenire la formazione della placca batterica, del tartaro e delle malattie dei denti come la carie dentale e la parodontopatia. Stando a dati recenti, una persona su 4 non interviene per ripristinare i denti mancanti, compromettendo così la propria salute. Per questo motivo, fino al prossimo 30 novembre, presso la struttura Saccense, sarà possibile richiedere un consulto gratuito con il dottor Ciro Fuschino, che permetterà di valutare lo stato di salute dentale del paziente. Un grande sforzo profuso dal centro e dal suo staff per incentivare le cure dentali dopo i 50 anni. Le campagne di prevenzione sono sempre un successo perché fortunatamente l'opinione pubblica comincia a rendersi conto che in medicina è fondamentale appunto la prevenzione. È stato un grande successo, sì, c'è stata una grande richiesta di visite di controllo e sostanzialmente quello che si riscontra è chiaramente una grande percentuale di problemi parodontali, dove appunto il parodonto è tutto quello che tiene il dente, quindi tutto quello che dà stabilità al dente. È chiaro che la quinta decade è una decade critica per quanto riguarda spesso i problemi della bocca, per cui si è affrontato proprio come cercare di migliorare l'igiene orale, che poi è la chiave di volta per appunto fare prevenzione in bocca insieme a delle visite di controllo periodiche. E poi quello che si riscontra è delle edentulie, spesso parziali fortunatamente, nel senso che il soggetto over 50 è un soggetto che ha delle edentulie parziali che possono essere risolte oggi con grande successo, con grande affidabilità attraverso gli impianti. E per persone un po' più là negli anni, chiaramente con delle dentulie più importanti, anche delle dentulie totali. Oggi è sempre più raro, per la verità, proprio per le campagne di prevenzione che normalmente si fanno, trovare delle persone con dentulie totali, e quindi anche in questo caso si possono proporre dei trattamenti protesici su impianti che chiaramente danno una grande stabilità e comfort per il paziente. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. In occasione del 30° anniversario della morte di Leonardo Sciascia nei locali della Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, diretta da Don Angelo Chillura, è intervenuto con una Lectio Magistralis intitolata 30 anni senza Sciascia, la sua memoria ha un futuro, lo scrittore ed editorialista del Messaggero e del Corriere della Sera, Matteo Collura. Sentiamo. Don Angelo Chillura ha organizzato in occasione dei 30 anni della morte di Sciascia un interessante Lectio Magistralis che si è svolta ieri sera presso la Biblioteca Lucchesiana con ospite particolare Matteo Collura, un evento sicuramente importante. Cosa dire? Il 20 novembre del 1989 moriva Leonardo Sciascia. Un personaggio che ha segnato la storia culturale ma anche politica e sociale della regione e dell'Italia. Una figura straordinaria, un rappresentante di grande livello del Novecento italiano. La Biblioteca Lucchesiana ha voluto ricordare questo avvenimento invitando Matteo Collura,
che è la persona che meglio può offrire una testimonianza qualificata su Leonardo Sciascia, perché Matteo Collura è stato amico, intimo amico di Leonardo Sciascia e ha scritto la biografia su Sciascia e diversi libri su Leonardo Sciascia, quindi è la persona che poteva certamente dire delle cose interessanti su Leonardo Sciascia. Ieri in Lucchesiana c'è stata questa Lectio Magistralis con la quale Matteo Collura ha presentato la statura morale, non soltanto culturale, di questa personalità. E in questa relazione ci ha messo tanto pathos, ci ha messo l'anima, ci ha messo il cuore, con entusiasmo, con forza, con vigore, ha raccontato la vita, evidenziando in modo particolare, dicevo, le qualità morali di Sciascia, un uomo di una grande libertà di pensiero, una persona retta, onesta, una persona che non si è mai lasciata affascinare dalle lusinghe, non ha mai svenduto la sua libertà, un uomo sensibile alle problematiche sociali, un uomo attento alle situazioni politiche del tempo, un uomo amante della giustizia, cioè una personalità di grandissimo spessore culturale e morale. E Matteo Collura ha saputo far toccare con mano, così dice, proprio lo spessore di questa grande personalità. Che cosa lascia Sciascia? Lascia una eredità di libertà assoluta, una libertà non facile, non comoda, di colui o colei che resiste alla lusinga del guadagno. Essendo libero, diciamo, dai bisogni necessari, avendo il necessario per vivere, e spesso si ha più del necessario, ecco, non farsi irretire dalla lusinga del guadagno e si rimane liberi e quindi si può fare lo scrittore come lui l'ha fatto. Paventata sospensione da parte della Regione a partire da gennaio del servizio di assistenza igienico personale nelle scuole per alunni disabili. L'assessore regionale a ramo Antonio Scavone smentisce i particolari nel servizio. Non è assolutamente vero che la Regione sospenderà da gennaio il servizio di assistenza igienico-sanitaria agli studenti disabili siciliani fino a quando il CGA, al quale ci siamo rivolti per avere un parere in merito, non ci darà una risposta. Continueremo ad assicurare il finanziamento, così l'assessore regionale alla famiglia Antonio Scavone chiarito che il servizio di trasporto non rientra in questi tagli. Resta però il tema dell'assistenza personale, rispetto alla quale dall'assessorato spiegavano che la richiesta al Consiglio di Giustizia Amministrativa si è resa necessaria per evitare un eventuale danno erariale a seguito del conflitto tra due norme. Quella nazionale pone il servizio a carico delle scuole, quella siciliana invece in capo alla Regione. Il dirigente generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, Letizia Di Liberti, proprio qualche giorno fa ha riunito a Palermo i commissari e i dirigenti delle città metropolitane e i liberi consorzi dei comuni per illustrare loro la situazione, chiedendo la previsione di spesa per il trasferimento delle risorse. Tra l'altro, proprio nei giorni scorsi il governo Musumeci ha deciso di stanziare altri 40 milioni di euro per l'assistenza ai disabili. In particolare quasi 8 milioni verranno trasferiti all'ex provincia per il mantenimento delle attività di assistenza agli alunni con disabilità fisico-sensoriali, mentre altri 33 milioni di euro verranno destinati per l'erogazione dell'assegno di cure gravissimi. Erano somme necessarie per coprire l'intero fabbisogno del 2019, avrebbe commentato Musumeci. Assicurazioni che però non sono bastate alle famiglie e nemmeno ai sindacati, visto che la lettera di preavviso all'ex province non è stata ritirata. Assurdo e inverosimile continuare a registrare l'approssimazione e la superficialità con la quale in Sicilia si affrontano i servizi indispensabili per il sistema scolastico, dice Francesca Bellia, segretario generale CISL Scuola Sicilia. La Regione prima ha approvato una legge sul diritto allo studio senza prevedere risorse adeguate per attuarla. Adesso decide di tagliare ulteriori fondi finalizzati a mantenere questi servizi agli studenti con disabilità. E poi c'è il comparto formazione. Non è la prima volta che succede, la politica dimentica che sarebbero pesantissime le ricadute su questi lavoratori, ma soprattutto sul diritto allo studio per migliaia di studenti disabili, dicono dal
Dall'altra parte i segretari della Will Sicilia e Will Scuola che chiedono subito un passo indietro al governo Musumeci. Calcio eccellenza, la società dell'Acragas ha affidato l'incarico di allenatore della prima squadra al tecnico originario di Favara, Toto Vullo. Carmelo Lentini. Toto Vullo, il nuovo allenatore dell'Acragas, è al suo terzo giorno di lavoro con la squadra biancazzurro sul rettangolo di gioco di Fontanelle. È stato presentato alla stampa, alla città e ai tifosi martedì scorso 20 novembre nella sala appunto dello stadio Seneto. Toto Vullo, favarese d'Occhia, ha iniziato giovanissimo tirando i primi calci con la Juve Club Favara e successivamente nelle giovanili di Agrigento e Ribera. Proprio in quest'ultima società riesce a mettersi in evidenza ed, adocchiato da Palermo, esordisce in Serie B sotto l'occhio vigile del tecnico Alvaro Biagini, anch'egli un ex acregantino. Ha giocato 7 stagioni in Serie A con il Torino, Bologna, Sampdoria ed Avellino e proprio con quest'ultimo club, ma da tecnico, ha conquistato la Serie B. In carriera Toto Vullo ha totalizzato complessivamente in Serie A 180 presenze e 5 reti, in B 170 presenze e 7 reti. Divenuto allenatore ha iniziato la carriera con il Favara, ma si è seduto anche sulle panchine di Memphis, Sciacca, Acragas e Termitana. In Serie D debutta con il Rutigliano, ma poi assume l'incarico di guidare la Primavera del Siena. In seguito allena in Serie C1 con Reggiana, ancora Avellino con cui conquista la Serie B, San Benedettese e Juve Stabia. In questi ultimi anni ha guidato l'Olbia, anche l'Avellino ed infine il nuovo Campobasso in seconda divisione. Nella stagione 2014 ha rivestito l'incarico di nuovo direttore dell'area tecnica biancazzurra affiancando Pino Rigoli. Una presenza importante, seria e competente, quella del tecnico favarese, che potrà motivare ulteriormente l'ambiente. In Lega Pro, nel dopo le grottaglie, si era parlato di lui per la conduzione della squadra, poi invece arrivò Pino Rigoli. Adesso alla guida del gigante esordirà domenica prossima contro il CUS Palermo, non al Tempio biancazzurro ma al Virciglio di Campofranco, in quanto l'Esseneto è stato sottoposto a semina e quindi è impraticabile. Da noi auguriamo al vecchio tecnico le migliori fortune umane e professionali, però indubbiamente, indipendentemente dagli interpreti, il progetto Acragas deve andare avanti e secondo me va avanti anche nel migliore dei modi, perché non solo abbiamo rimpiazzato il tecnico che ci ha condotto fino all'altro ieri in questo campionato, ma ritengo che abbiamo fatto, come dire, un colpo da 90, perché abbiamo, penso, regalato alla città e alla tifoseria, perché poi alla fine tutto quello che facciamo non lo facciamo per noi ma lo facciamo per voi, un personaggio di grande spessore che non ha bisogno di presentazioni. La sua storia parla da sé e quindi cercavamo, cambiando come dire, chiave di lettura sotto il profilo tecnico, una persona di grande affidabilità, di grande spessore umano, culturale, di una certa eleganza e che possa infondere il giocatore all'ambiente una certa serenità. E quindi confrontandoci con tra di noi, dottore Bottone, Bruccoleri, Ernesto Russello, che è l'asse portante di quest'Acragas, subito ci è venuto in mente Toto Vullo. Qui l'unico problema era: ma Totò accetterà? Vorrà ritornare in sella oppure ritiene adesso di aver concluso con il calcio giocato? Abbiamo pensato che una telefonata poteva fare solo piacere, da lì è stato tutto, come dire, qualcosa di molto rapido, perché Totò ha apprezzato per l'amicizia che mi lega a lui, che lega Ernesto, con il quale è stato sia giocatore che compagno di squadra che anche tecnico, l'amicizia che lo lega a Toto Bottone, hanno giocato insieme, un'amicizia fraterna col geometra Bruccoleri, e l'amicizia e anche il rispetto, come dire, un senso di appartenenza, anche se lui è favarese, con l'Acragas, perché comunque la sentiva qualcosa sua, e quindi devo dire che ha accettato immediatamente, non si è parlato di soldi, si è messo a disposizione, perché noi abbiamo preso, ed è giusto saperlo e dare atto alla sua signorilità,
che Totopullo è venuto a condizioni che certamente non sono consone al suo personaggio, cioè nel senso che si è messo a disposizione, non è affatto un problema di soldi, è stato davvero un gran signore, ma non c'erano dubbi sotto questo profilo, quindi ci troviamo oggi qui, inaspettatamente, come dire, diamo una risposta a qualche leone da tastiera che a noi non ci interessa, però ogni tanto dà fastidio fare tanto e poi ricevere delle critiche, perché magari chi dice che il progetto stava finendo, che mancano i soldi, mancano quello, noi non solo non lasciamo ma raddoppiamo, nel senso che a un tecnico bravo e preparato quale c'era ne facciamo arrivare un altro molto più preparato dal punto di vista storico, della sua esperienza, della sua come dire, genesi calcistica e di esperienza e di vittoria di campionati. Quindi... Senza dubbio, Presidente. Una domanda al mister, innanzitutto benvenuto e ben leggendo. 2 anni fa è stato vicino alla panchina biancazzurra dopo l'esonero di Napoli, ma la trattativa si è arenata. Questa volta è stata la prestazione sfoderata dall'Agragas a Campofranco a convincerlo? No, assolutamente no. Io sono fermo da 2 anni, volontariamente. Avevo quasi abbandonato. Sono stato tanto è vero che non sono neanche venuto a vedere le partite dell'Agragas anche per educazione personale, perché quando ci sono allenatori che lavorano io non mi metto mai in mezzo. Qualcuno qua c'è il bambino davanti, ogni tanto va bene a vedere la partita, no, non è corretto. Ora ci sono stati i presupposti, visto che non c'era già l'allenatore, sono stato invitato a vedere una partita e sono andato volentieri. Da lì, nell'amicizia, cioè, queste sono 4 persone, io dico questi 4 persone qua, ma dall'altra parte ce ne sono ancora di più, che mi hanno dato una spinta a dire di accettare questa situazione, perché ci sono dei presupposti per divertirci, per fare bene. Non si è parlato di questioni economiche, si è parlato solo di sistemare una situazione e dare una serenità a una squadra, a una città che ha voglia di fare un po' di calcio decente. Non allarghiamoci molto, però i presupposti ci sono e quindi presumo che mi possa divertire assieme a loro e portare avanti questa cosa. Quindi non è la prestazione che mi ha fatto decidere, ma quanto la volontà, la voglia e la dedizione che stanno dimostrando loro nei confronti di questo gruppo e di questa squadra. Basket, la Fortitudo Agrigento batte anche il Bergamo con il punteggio di 66-81 e la 4ª vittoria di fila. Vediamo. Prego coach, un commento su questa vittoria da parte vostra. Allora, non è stata una vittoria facile dal punto di vista delle energie nervose e dell'emotività per noi, se chiaramente il punteggio può dire una cosa diversa, perché come ho detto nella conferenza pre-gara era la nostra vera seconda trasferta, avevamo solo fatto una trasferta piena nella seconda giornata e dopodiché l'altra trasferta è stata in Sicilia, quella di Trentino l'abbiamo saltata, quindi noi per la seconda volta prendevamo i bagagli, ci muovevamo dall'isola e dovevamo un po' testare quella che era la nostra capacità di gestire le energie nervose e quant'altro. E quindi sono molto contento, molto soddisfatto del risultato chiaramente. Per quanto riguarda la prestazione è chiaro che abbiamo subito un po' all'inizio difensivamente i primissimi minuti, lasciando qualche canestro facile e rischiando di far prendere a Bergamo troppa fiducia, giocando fuori casa è sempre una cosa molto pericolosa. Poi abbiamo aggiustato un pochettino e siamo riusciti a finire il primo quarto con un ottimo attacco, distendendoci bene in contropiede, rubando anche qualche pallone. Il secondo quarto tutto sommato è stato soddisfacente perché abbiamo mantenuto una buona difesa, abbiamo tenuto gli avversari a 14 punti. Nel terzo quarto, tornati dagli spogliatoi, avevamo preparato un approccio un po' diverso rispetto a quello che abbiamo avuto, però qui devo dire che un pochettino anche il collega Calvani con un po' di tatticismo ci ha messo in difficoltà, abbiamo fatto fatica a circolare la palla, abbiamo fatto fatica a trovare i nostri punti e di conseguenza abbiamo perso un pochettino anche di aggressività dietro. Chiaramente per Bergamo non era facile giocare senza un americano come Carroll, noi abbiamo cercato di sfruttare chiaramente questo che è una cosa a nostro favore, ci siamo riusciti, abbiamo gestito un pochettino neanche troppo bene a un certo punto a cavallo tra terzo e quarto perché far avvicinare una squadra che gioca in casa a 9-8 punti dopo essere stati sopra anche di 18 è sempre molto pericoloso, però poi siamo stati bravi con 2-3 stop difensivi a riprendere un gap che ci ha permesso di condurre anche con delle rotazioni un po' più aperte al finale della gara. Tecnicamente parlando
ho poco da dire, se non che sono contento dei ragazzi. Sicuramente la qualità del gioco è stata un po' a fasi alterne, perché abbiamo alternato bei momenti e momenti invece di grande difficoltà. 16 palle perse fuori casa sono troppe, in prospettiva della partita di sabato a Latina contro l'Eurobasket chiaramente è un dettaglio su quale dovremmo lavorare in questi 2 o 3 giorni. Però la posizione in classifica in base a questo successo è migliorata molto, no? Io adesso non conosco il risultato Siete abbastanza avanti. Sì, diciamo che per ora i risultati ci stanno sorridendo, però questo è veramente un campionato ancora molto chiuso a livello di classifica. Cioè se noi dovessimo perdere una partita si può perdere contro tutti in questo campionato, saremmo immediatamente risucchiati a metà classifica. Cioè è prematuro secondo me parlare di classifica, sicuramente per una squadra come la nostra, che non è stata costruita per essere in cima, ma comunque è stata costruita per riuscire a prendere tutto quello che viene, soprattutto nelle partite fuori casa. Aver già vinto 2 trasferte è chiaramente una cosa che ci aiuterà molto, soprattutto con dei ragazzi giovani, li avete anche voi, a prendere fiducia e riuscire a gestire un pochettino anche le situazioni più di stress. Beh, mi sembra che alla fine del primo quarto fu quello decisivo, perché è stata la zampata lì, poi l'avete comunque controllata senza grossi affari, andate lì la zampata vera l'avete andata lì. Sì, diciamo che a livello di punteggio l'abbiamo data a fine primo quarto con i 9 punti di scarto, però la verità è che a livello invece di fiducia nostra e sfiducia degli avversari l'abbiamo data nel secondo quarto concedendo 14 punti, perché è chiaro che al di là del vantaggio, quando nel momento tale che tu in casa altrui riesci a controllare il gioco avversario e concedere all'avversario solo 14 punti, è una cosa che, ripeto, a prescindere dallo scarto ti dà un pochettino il senso di controllarla e agli avversari chiaramente di essere in difficoltà. Quindi penso che il più 5 del secondo quarto, ma con i 14 punti subiti, siano obiettivamente più importanti dei 9 punti di scarto del primo quarto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.